Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni, per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Ecco, ci scusiamo, ma c'è stato un problema tecnico mentre stavamo andando in onda e dunque
ci scusiamo con i nostri telespettatori, innanzitutto buongiorno a tutti, abbiamo avuto un po' di problemi, ma cerchiamo un attimo di ritornare con la notizia in apertura. Dicevo, stamattina avevamo dato notizia del sequestro di cocaina importata dal Sud America da parte delle squadre mobili di Vicenza e di Venezia, che hanno eseguito il tutto in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. L'operazione si chiama Machina perché? Perché parte tutto diretta dalla polizia croata, che ha allertato insomma i nostri agenti in seguito al rintraccio in un container proveniente dal Perù di un ingente quantitativo di cocaina, pensate quasi 480 kg. Questa mattina insomma sono partite gli arresti e le indagini. Dicevamo, sono in tutto 10 le persone arrestate, 8 delle quali sono finite in carcere, 2 domiciliari, mentre altri 2 dovranno chiaramente presentarsi agli obblighi di dimora e la presentazione insomma alla polizia giudiziaria. Per quanto riguarda invece l'indagine, hanno collaborato, pensate, all'operazione le squadre mobili di Verona, Padova, Trento, Trieste, Treviso, Belluno, Pordenone e Ferrara, del reparto volo di Venezia, del reparto prevenzione crimine di Padova e le unità cinofile antidroga inviate dal servizio dei reparti speciali della Polizia di Stato. Ulteriori indagini, ci fanno sapere, sono in corso e soprattutto, dicevamo, insomma, è una cosa veramente incredibile perché passa tutto attraverso il Friuli Venezia Giulia. Chiaramente porte aperte porta anche a questo. Dovremmo avere tra poco in collegamento, e la vedete già pronta, ma non è ancora pronta la telecamera, la nostra ospite che è Simona Liguori, che saluto subito. Simona, rimani un attimo lì perché abbiamo altri servizi, altre notizie da dare e poi arriveremo da te per l'approfondimento. Allora, restiamo con la cronaca per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia con questo primo treno dei servizi. Operazione antidroga condotta dalla squadra mobile della questura di Udine. In manette sono finiti 2 marocchini, un uomo di 28 anni alla guida dell'auto e una donna di 18 che viaggiava a fianco, entrambi privi di documenti. Durante un normale controllo nei pressi del casello di Udine Sud, sulla A23, venivano fermati. Dal controllo emergeva che la coppia trasportava, ben nascosti all'interno, 358 grammi di cocaina purissima e 58 grammi di hashish. Valore sul mercato oltre 40.000 euro. Dopo le pratiche di rito in questura, per entrambi si aprivano le porte del carcere, l'uomo tradotto in quel di Udine e la donna nella sezione femminile di Trieste. Sempre nella giornata di ieri, 2 ragazzi stranieri venivano fermati verso le 22 per controllo in pieno centro. Uno di loro, di 23, veniva pescato con 56 grammi di hashish. Per il ragazzo scattava la denuncia a piede libero. Negli ultimi mesi i finanzieri del Comando Provinciale di Udine sono stati impegnati nel contrasto al contrabbando di prodotti petroliferi destinati all'autotrazione con numerosi servizi di controllo su strada lungo la rete viaria provinciale. Nel complesso sono 5 le persone tratte in arresto e 28 quelle denunciate a piede libero per il reato di sottrazione al pagamento delle accise di cui al decreto legislativo 504 del 1995. All'esito dei diversi interventi, le Fiamme Gialle hanno sequestrato 14 complessi veicolari costituiti da motrice e rimorchio, nonché 440.000 litri di prodotto petrolifero, in prevalenza gasolio, irregolarmente introdotto in Italia. Il danno per l'erario, corrispondente all'imposta evasa, è stato quantificato in oltre 380.000 euro, mentre le relative sanzioni sono pari a 3,8 milioni di euro. I controlli su strada sono stati operati dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Udine, delle compagnie di Tolmezzo e della Tisana, nonché della tenenza di Palmanova. Il quadro delineato conferma la rilevanza strategica della provincia friulana quale crocevia dei traffici illeciti e l'impegno della Guardia di Finanza a presidio dei confini nazionali per contrastare i reati economico-finanziari e le condotte che ledono l'economia del Paese. Eccoci qua, torniamo in studio, siamo in attesa di ricollegarci con Simona Liguori direttamente da Trieste per raccontarci un po' quello che sta accadendo all'interno del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Eccola qua, la vedo, probabilmente abbiamo anche il collegamento audio. Perfetto, mi senti Simona Liguori chiara e tondo?
Molto, molto, molto nitido. Buongiorno Omar, bene. Buongiorno ai tuoi ascoltatori. Ecco, allora cosa ci racconta, consigliera, per quanto riguarda questi 2 giorni di lavori dell'assise regionale in quel di Trieste? Sì, Omar, siamo da lunedì praticamente in regione, ogni giorno, proprio perché ci sono da prendere delle importanti votazioni, fare votazioni e prendere decisioni per tutto quello che concerne il rilancio impresa e naturalmente tutte quelle che sono le politiche economiche di sostegno. Crediamo, ed è in questo che abbiamo attivamente lavorato nelle commissioni assieme all'assessore Bini e ai suoi funzionari, anche noi che siamo naturalmente nella minoranza, ma assolutamente non nell'opposizione, perché ci sono temi fortissimi, quale quello appunto del mondo del lavoro, dell'economia, del rilancio e della salute, che sono trasversali. Abbiamo dato il nostro contributo, pensiamo che le politiche economiche, le politiche di sostegno economico possono favorire la coesione sociale, quindi anche una pace sociale in un momento in cui la nostra società, anche a causa del Covid, sembra si stia disgregando per i tanti problemi che ha la gente. Chiaro. Lei ha detto, insomma, opposizione sì, ma costruttiva, ecco, in sintesi, come si dice in questi casi, perché magari qualcuno ha capito male, dice come la Liguria è passata in maggioranza. No, lei ha detto giustamente, noi facciamo un'opposizione costruttiva per il bene del paese, no? Vista la situazione un po' particolare. È così, Omar, esatto, io intendo così, cioè uno porta quelle che sono la voce delle persone per le quali comunque, con le quali comunque noi siamo in contatto, perché ci ha naturalmente eletti, ci ha indicati il popolo, e quindi quello che ci porta la gente noi portiamo in aula. E naturalmente c'è un concorso, sto vedendo in queste giornate di lavoro, di tutto il Consiglio, proprio per unirsi su questi temi del rilancio impresa e del sostegno al mondo produttivo. Certo, allora le faccio una comunicazione di servizio, tenga un po' basso l'audio, perché sennò altrimenti andiamo in Larsen, che non è un acquisto dell'Udinese, ma è quel ritorno un po' fastidioso, come si dice in questi casi. Senta, lei ha detto una cosa importante, voi siete stati votati perché rispetto al Parlamento non siete una regione parlamentare, ma diciamo così, siete una regione presidenziale, no? Perché essendo una regione autonoma, un po' come tutte le regioni d'Italia, e come i comuni vengono eletti direttamente dai cittadini il sindaco o il presidente, chiaramente il consiglio regionale. Se non ci sono i numeri non è che si rifà il rimpasto, si va a casa, si chiama momentaneamente il commissario, si va a elezioni anticipate e poi sarà di nuovo il cittadino a decidere, no? Tanto per essere chiari. Omar, va meglio l'audio adesso? Perfetto. Grazie. Io penso questo, Omar, in questo momento qua si tratta di fare, soprattutto da un punto di vista regionale, in cui abbiamo molto ben presente la realtà, cioè io credo che perlomeno ti posso portare la mia esperienza, non si sta nel palazzo se non il tempo necessario proprio per cercare di dare un contributo a leggi che possono, sanità, piuttosto che appunto dicevamo prima, mondo del lavoro e mondo dei sostegni economici, per cercare di aiutare i nostri concittadini. E credo che in questo momento qua, quello che diceva mio nonno, che era delle valli del Natisone, un contadino, si mette la lingua tra i denti, testa bassa, e camminare e lavorare. Credo che serva questo soprattutto. Certo. Senta, consigliera Liguori, per quanto riguarda insomma l'attività di svolgimento da parte vostra, ma soprattutto da chi in questo momento sta dall'altra parte della barricata, cioè chi governa questa regione, molto spesso lei ha bacchettato il lavoro fatto dal presidente Fedriga e anche dai suoi assessori, specificando il perché, in particolare nel mondo della sanità, ne abbiamo parlato più volte, perché qualche maligno dice sì vabbè, è arrivato Riccardi, doveva fare la rivoluzione copernicana, alla fine ha solo cambiato il nome, ma la minestra è sempre quella, no? Io penso questo, Omar, intanto evito sempre, anche quando parlo e anche quando informo le persone di quello che faccio sui media e su altro, di essere distruttiva, cioè non facciamo mai una personalizzazione, perché non c'è uno scontro. Per me può esserci lui, ci può essere un'altra persona, c'è comunque una persona, una funzione, quella appunto di amministrare la sanità nella nostra regione. Ritengo che soprattutto in questo momento in cui, come dire,
a quelli che erano i problemi della sanità, perché non sono problemi che nascono 2 anni fa, non sono problemi che nascono 5 anni fa o 7 anni fa, e lo sappiamo. Ebbene, a questi problemi si è adesso aggiunta il problema naturalmente del Covid, che ha tralasciato, proprio perché tutto il personale è impegnato a fronteggiare l'emergenza, anche quelle che sono la prevenzione, quelle che sono le malattie croniche. Come dire, in questo momento qui, e qua mi voglio esprimere bene proprio per evitare fraintendimenti, perché io parlo come mangio e quindi non abbiamo tanti giri, credo che unirci, ma unirci anche cercando di portare quelle che sono delle voci e delle istanze, delle richieste che sono molteplici, proprio perché non c'è il pensiero unico, non c'è un pensiero unico e non c'è una richiesta unica. Magari le richieste fossero quelle che arrivano direttamente alla giunta, al presidente, all'assessore. Noi potremmo anche starcene a casa come consiglieri di minoranza e di opposizione e non fare nulla. Viceversa, credo che la voce di chiunque consigliere che viene portato in aula, se prima studia bene il problema, giustamente, come vedo che fanno tantissimi dei miei colleghi, tutti praticamente, merita lo stesso rispetto e non merita prese in giro, ironia, sarcasmo, perché non c'è niente da ridere, Omar. Certo. Nuie propite. E sono d'accordo con lei. Senta, Liguori, poi la lascio perché so che deve rientrare in aula. Soddisfatta fino adesso delle risposte da parte della giunta regionale, oppure si aspettava qualcosa di più in maniera nei dettagli per quanto riguarda la cosiddetta ripresa economica? Chiaramente il Friuli Venezia Giulia è una regione, non è uno Stato e dobbiamo contentarci dell'orticello. Però visto che abbiamo poteri per poterlo fare, ecco, da parte sua si aspettava qualcosa di più rispetto alle promesse fatte da Fedriga e dalla sua squadra, oppure siamo, diciamo così, sullo standard di quello che si era detto? Omar, il lavoro che stiamo facendo con l'assessore Bini e con tutti i suoi funzionari è stato un lavoro che tiene conto anche di tanti emendamenti che, per parlarci normale, sono le aggiunte che noi vorremmo fossero messe nella legge, proprio perché rappresentano le richieste dei nostri territori. Fino adesso le richieste stanno venendo, come dire, accettate, si media, si discute, ci si spiega. Abbiamo apprezzato appunto anche il fatto che l'assessore dedica anche del tempo proprio ai consiglieri di minoranza, incontrandoli con i suoi funzionari, e credo che se questa cosa qua la facessimo in tutte le altre materie, compresa la sanità, il poterci sedere, il poterci anche con calma, anche a fare notte, ma cercare appunto di guardarci in faccia con i funzionari e di parlare liberamente, penso che questo sarebbe molto molto importante. Quindi un lavoro, bene questo metodo, bene fare così. Ok, io ringrazio l'ospite, la lascio tranquillamente alla sua prosecuzione pomeridiana all'interno dell'assise regionale del Friuli Venezia Giulia. Chiaramente, Liguori, vale lo stesso discorso per lei che per tutti, qualsiasi cosa, qualsiasi iniziativa, eccetera, lei sa dove citofonare, come si dice in questi casi. Buon pomeriggio e buon lavoro ancora. Ciao. Torniamo a bomba, salutando la consigliera regionale Liguori, con altre 2 notizie di cronaca e poi chiudiamo e vi diamo appuntamento per le 15, perché parleremo di mattone in Friuli Venezia Giulia, dunque approfondimento importante, anche un altro argomento che sta interessando, no, la gente, anche per cercare di dare gli input giusti per l'investimento. Però dicevo, abbiamo 2 notizie di cronaca. Andiamo a Cividale del Friuli per dire che è stato ritrovato verso le 22:30 nella città ducale, in evidente stato confusionale, l'anziano di 78 anni di Remanzacco, scomparso misteriosamente poco prima dell'imbrunire, mentre si trova nella città ducale assieme alla moglie per degli acquisti. È stata la donna ad allertare i soccorsi, non vedendo più il consorte e con lo stesso che non gli rispondeva nemmeno al cellulare. Dopo accurate ricerche da parte dei vigili del fuoco e della squadra dei volontari della locale protezione civile, il lieto fine. L'uomo è stato portato al punto di primo soccorso cittadino per accertamenti e dimesso subito dopo. Da una bella notizia ci spostiamo purtroppo ad Aquileia per una brutta notizia, perché tragedia nella notte dove un uomo è stato trovato senza vita all'interno del proprio furgone dalla moglie. La donna era uscita dalla casa preoccupata del mancato rientro del marito, visto l'ora
Anche il telefono cellulare purtroppo non dava segnali, pochi metri, la macabra scoperta al corpo riverso del congiunto nel lato guida del veicolo. Allertati i soccorsi, purtroppo alla fine tutto inutile. La causa un malore fatale. La salma è stata ricomposta nella cella mortuaria di Aquileia, del cimitero, a disposizione dei familiari per le esequie. Con questo è tutto, vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto, vi diamo appuntamento come detto intorno alle 15, sono le 14:18 minuti in questo istante, secondo il meridiano dell'Europa occidentale, siamo in rigorosa diretta, saluto anche coloro che ci guarderanno più avanti in differita e ci scusiamo per i primi 3-4 minuti di buco, come si dice, audio, non dovuti a noi, ma c'è stato un momento di calo, di tensione e abbiamo dovuto sistemare il tutto, ma il bello della diretta è anche questo, registrato bien troppo semplice. Grazie ancora, ripeto, ore 15 per chi ci sta guardando in diretta, parleremo di mattone e avremo un ospite importante perché lui è il referente nazionale degli immobiliaristi in Friuli Venezia Giulia. Non vi aggiungo altro, vi do appuntamento alle 15. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto, restate con noi. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.